Formazione regolare, gli spareggi, c'è l'ultimo per decretare due verdetti, le prime due classificate su questa terra. Questo pomeriggio niente verrà lasciato al caso. Amici di Sportivi di Ciao, da Salvo Gerati, benvenuti al Comunale di Villarosa, provincia di Enna. Villarosa, Accademia Trapani è l'ultima partita del triangolare playoff promozione di prima categoria siciliana. Chi dice oggi va in promozione, ma l'Accademia può permettersi anche di pareggiare, data la vittoria per 3-0 contro il Gemini di domenica scorsa. Lo stesso Gemini poi ha sconfitto mercoledì il Villarosa 3-2 sul neutro di Casteltermini. Dunque la squadra di Polisi oggi deve per forza vincere, anche con il risultato di 1-0. Invece il Gemini spera nel pareggio per confermare questa seconda posizione che al momento traballa le due formazioni. Villarosa che passa a 3 rispetto alle ultime uscite, torna a Cordaro dopo la squalifica causata dal rosso immediato nella finale playoff del girone C contro il Calcarelli. A centrocampo il metronomo di Salvo riposa in campo con Amico in porta, Ferrara la mattina e Di Blasi in difesa, a centrocampo lo dico a destra, Mardi a sinistra, Camarà e Bangurà in mezzo, in attacco Cordaro là davanti, a destra Cimino, a sinistra Caba. Mentre nell'Accademia Trapani confermato il modulo del 3-0 sul Gemini, il 4-3-3, ma due cambi sono obbligatori. Al suo posto gioca Rinaldo a tornare dalla vittoria e Bomber Nolfo a guidare l'attacco al posto di Securini indisponibile. Così in campo con Mistretti in porta, in difesa Cammareri a destra, Parisi a sinistra, centrali Minaudo e Simone Fulcasi, a centrocampo Gamnicchia, Nicola Fulcasi, Agnello in attacco, Nolfo là davanti, a destra Castiglione, a sinistra Cosenza. L'arbitro della partita è Alberto Amore di Ragusa, assistito da Alessio Reitano di Acireale e da Sebastiano Grasso, anche lui di Acireale. Ultimi check prima del calcio d'inizio qui al Comunale di Villarosa. Ci sono anche i tifosi dell'Accademia Trapani che sono arrivati qui con un pullman. Ovviamente i tifosi del Villarosa non mancano per l'occasione. C'è un problema alla porta, si è verificato anche nella scorsa partita in casa della Villarosa, quello 0-0 contro il Calcarelli nella finale playoff giocata per 120 minuti. La partita è finita ai supplementari, il Villarosa passò per il miglior piazzamento. Oggi l'arbitro è Alberto Amore di Ragusa, che fino alla scorsa settimana ha diretto la finale playoff del girone A di promozione tra Casteldaccia e Folgore Castelvetrano. Oggi il Casteldaccia si gioca la finalissima con la vincente del girone B, ovvero la Torrenovese. Sfide molto importanti in questo pomeriggio di calcio dilettantistico siciliano. Ieri c'è stata anche la vittoria del Catania San Pio X in uno dei tanti raggruppamenti di questi playoff, il 4-1 nella sfida di ritorno per quanto riguarda l'accoppiamento tra le vincenti dei playoff dei gironi F e G, il 4-1 sul Sant'Alessio dopo lo 0-0 dell'andata. Oggi prima e seconda in questo triangolare dei gironi A, B e C accedono direttamente in promozione. Sarà anche la sfida tra Valle del Mela e San Fratello che decreterà un'altra salirà in promozione. Questo per quanto riguarda la vincente dell'accoppiamento tra i gironi B ed E. I tifosi si scaldano tanto, si deve aspettare qualche minuto in più. Sono le 16:05, l'ambiente qui a Villarosa è veramente caldo. Chi invece arriva terzo in questo triangolare, sempre tra Accademia, Gemini e Villarosa, poi andrà a fare un altro triangolare, quello delle perdenti, in cui soltanto la prima classificata si aggiudicherà l'ultimo posto per la promozione. Un totale di 5 squadre che salgono di categoria. Inizia Villarosa, Accademia Trapani. Subito un contrasto a fermare Vito Cosenza, decisivo nella sfida contro il Gemini. 2 gol su calcio di rigore. Riparte il Villarosa con Cava a lanciare profondo il movimento da parte subito un intervento dubbio con il moltissimo da parte di Amore di Ragusa. Pallone in fallo laterale, una sfida che sarà veramente
emozionante, perché parliamo di due squadre che sanno giocare a calcio. L'Accademia gioca però sul sintetico del Sorrentino di Trapani, mentre il Villarosa ha fatto tantissimo sul proprio terreno di gioco qui nella provincia di Enna. Un gioco che è prodotto esce una rete in stretta assieme a Nolfo. Ha avuto un forfait dell'ultimo minuto nella sfida contro il Gemini, ma non è partito titolare, era tra le riserve oggi dal primo minuto per sostituire Graziano, che è stato ammonito in quel match, un secondo giallo consecutivo che è costato la diffida. Rimessa laterale, il pallone viene controllato da Gamicchia, in avanti Cammareri, in profondità cercare Nolfo, la parata da parte di Amico. Alla fine l'Accademia non ha fatto così tanto a meno di Federico Nolfo, il capocannoniere dell'Accademia Trapani, con 16 reti in campionato. Lui che ha segnato sia nella semifinale playoff del Girone A contro il Cinisi a decidere proprio la partita, e a segnare anche nella finale contro il Petrosino Stam, con il risultato di 2-1 all'88esimo, veramente la parte finale di partita. Pallone a centrocampo recuperato da Bangura, si va larghi da un nuovo passaggio in verticale da parte di Cimino, per l'Accademia che risponde. Giudico, finta il cross contro Agnello, pallone va in fallo laterale. Camara, quasi a tre avversari, lo dico, da cross in mezzo, troppo però su Amico. Prima il pallone gestito dalla portiere del Villarosa, adesso su in stretta. Cammareri, Castiglione, sbagliato lo scambio, allora Cava, il scambio, questa volta con Cordaro, lo stesso però si perde. Allora Castiglione, anticipo, molto buono di Cordaro, pallone alzato in aria, Cammareri non la prende, quasi, subito dopo con il piede, allora Saul Castiglione in mezzo da Nolfo, gira Nicola Culcasi sulla zona coperta da Vito Cosenza, pallone un po' corto ma anche allo stesso tempo difficile da far arrivare lungo la fascia sinistra. Eccolo Cosenza, ultimo tocco di Lodico, fallo laterale. Nicola Culcasi calcia da fuori, sopra la traversa. Può essere il primo spunto della partita. Accademia che già prende un paio di misure, capisce che sul terreno in estrema battuta è difficile andare, difficile costruire, e allora i tentativi dalla distanza sono probabilmente ben graditi. Agnello, adesso Nicola Culcasi in difesa dal fratello Simone, l'alza Parisi verso Nolfo che allarga le braccia, non c'è nessuno. La Mattina oggi partito dal primo minuto, in panchina ci va Di Salvo che di solito batte i calci piazzati, le palle attive. In casa Villarosa, la scelta di Mario Folisi, oggi regolarmente in panchina insieme al figlio Mattia. Lancio lungo di La Mattina verso Cimino,
non la mantiene in campo, la girata per trovare Cordaro. Toccato da Nicola Culcasi, una nuova rimessa, favorisce l'Accademia. Camareri, il tocco di Cava, scambio a centrocampo, Saul Castiglione in profondità dall'altro lato verso Cosenza, la girata al contrario però di Lodico, comunque il pallone lo prende Eric Amico, messa in gioco da parte della Villarosa. Rosa che ha tenuto di più il pallone, l'Accademia ha avuto la prima chance alla distanza con Simone prima di tirare il pallone, poi il fratello Nicola ci ha provato da centrocampo, è stato male il tiro, molto preciso, punizione che si deve ribattere a favore del Villarosa, oggi in maglia rossa, mentre bianco-blu sono i ragazzi dell'Accademia Trapani. Viene girato nel passo da Youssef Mardi, Bangura va a toccare Cordaro, la prende Cava a puntare i Camareri, Cava cross in mezzo sul secondo palo, Pisimino curato subito Cosenza, l'ultimo di Cordaro, pallone un po' ancora vivo, lo va a recuperare Parisi ed è ancora Villarosa, facilissimo tiro in porta, tanto scambio tra Cimino e Cordaro, ancora Cimino, doppietta contro il Gemini, due gol la squadra della provincia di Agrigento. Villarosa che si è spento nei 5-10 minuti nel finale di primo tempo. Il Gemini ha segnato 2 gol, prima con Ader, poi con Messina. Nella ripresa la mossa dalla panchina di Renato Maggio, ha inserito Zeus, un tocco morbido, ha battuto Amico e il Gemini così ha conquistato i primi 3 punti di questo triangolare, che però non potrebbero bastare. In caso di vittoria del Villarosa, invece sì, in caso di pareggio, perché l'Accademia andrebbe a 4, il Gemini resterebbe secondo a 3, mentre il Villarosa salirebbe a 1 comunque al terzo posto. Ma c'è un pomeriggio tutto da vivere alla comunale di Villarosa, vedremo un po' come finirà questo triangolare playoff promozione. Nicola Colcasi, lancio lungo, Cosenza deve correre abbastanza, forse non ci arriva, non ci arriva. Uno dei tanti ragazzi cresciuti nell'Accademia Trapani, tutto Cosenza, con già qualche esperienza in contesti dilettantistici, ha giocato con la maglia del Fulgatore, sempre in prima categoria e in questo gruppo dall'anno scorso, quando non c'era l'Accademia Trapani ma c'era il Borgo Cia. L'Accademia di adesso ha rilevato il titolo per iniziare subito dalla prima categoria. Di conseguenza una vittoria oggi sarebbe storica, perché si tratterebbe della prima volta in promozione dell'Accademia Trapani dopo soltanto un anno di vita, con appunto il nome Accademia Trapani, che per il Villarosa sarebbe un raggiungimento di un obiettivo importante per la conquista della promozione, che tutti questo ambiente profondo. Cordaro, pallone dietro, lo prende Cava contro Camareri, si mette davanti il giocatore della Villarosa, poi Mardina, spallata per Bangura, Camara alza, colpo di testa solido, e via, lo dico, è un regalo
regalo per Cosenza questo pallone. Ancora lo dico, andare in contrasto. La rimessa è per l'Accademia Trapani. Già superati i primi 10, sempre 0-0. L'appoggio di Saul Castiglione, il recupero da parte di Youssef Mardi, non la mantiene per il campo. Comunque è stato un buon intervento sul pallone ad interrompere l'azione. Nolfo, il passaggio per Gammicchia, la Rosa spedisce via dalla portata degli avversari, soltanto che Camara vuole far ripartire l'azione con una corsa di Cordano. Cava rilancia, c'è il fischio dell'arbitro, così come in occasione della gara contro i Scalcarelli. Tutto il settore giovanile della Villarosa ad assistere alla partita. Solito mini allestimento all'ingresso delle due squadre con fumogeni bianco-blu, i colori della Villarosa, più azzurro che blu. E tutto ciò fa al fine di spingere la squadra. Nicola Culcasi cerca il cross, alla fine respinto da Camara. Cava da qualche indicazione all'inserimento di Cordaro, poi si va tutto a destra con Cimino che allarga dalle parti di Lodico, prova a superare Parisi. Lodico non va al cross, ma lo lasciato dietro da Parisi senza fallo, intervento pulito. Cosenza è uscito. La battuta di questa rimessa laterale per il Villarosa sotto gli occhi di Alberto Amoroso, allenatore dell'Accademia Trapani, ex Trapani, di cui è stato anche capitano alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, la sua esperienza in Granata. L'attacco di Saul Castiglione per Nicola Culcasi. Saul Castiglione stava recuperando, poi Cava aveva lasciato lì il pallone dalle parti di Camara. Il tocco di Nolfo dietro, Agnello sale palla a piede, Cosenza appoggio sfruttando il rimbalzo del pallone. Agnello dentro, Nolfo, c'era lui Nolfo, un gol dell'Accademia Trapani con Federico Nolfo. L'Accademia passa in vantaggio con il proprio bomber che ritorna oggi dopo la diffida 1-0. Festeggiamenti dell'Accademia Trapani nella zona riservata ai tifosi della squadra di Amoroso. Il primo tiro in porta va a sbloccare la squadra ospite, un po' gelato ambiente qui la Villarosa, e dunque 1-0. Primo pallone utile, Nolfo lo mette dentro, segnando la rete dell'1-0. Il quarto gol nelle ultime 5 partite, lanciato lungo Cordaro, servizio un po' lungo. Una tripletta in stagione per Federico Nolfo, la 14ª giornata di campionato, ovviamente contro il San Giorgio Piana nel quel lontano 30 gennaio. C'è 3 gol sui 4 segnati. Pallone girato con l'esterno verso Saul Castiglione, gol con Di Blasi tra Castiglione, attende l'avversario, attende anche qualche compagno del tocco di Bangura, la prende Mardi, riparte Villarosa. Il passaggio di Mardi è però su Gammicchia e lo stesso rimessa laterale per la squadra di Mario Folisi, che ha preso Villarosa ai tempi della terza categoria, ormai alla 7ª stagione in carica da queste parti. Simone Colcasi per Nicola Colcasi, dietro ai movimenti di Minaldo.
campo dal primo minuto. Cammareri, Nicola Fulcasi, adesso Castiglione, qualche tocco insieme a Di Blasi, la rimessa è sua. Cammareri per Nolfo, lo spalla alla porta, Nolfo ancora, cerca un cross in mezzo, sposta di testa da parte della difesa della Villarosa, poi alza Nicola Fulcasi, Mardi risponde per Camara e a sua volta spazza verso Cornaro che potrebbe correre, quasi la corsa ma già prendeva ribattuta, Corsimina la alza tutta a destra dove Lodico giustamente in ritardo, pallone più in stretta e per il compagno. Cosenza voleva rientrare sul destro, ci pensa Nicola Fulcasi in mediana, Gammicchia, palla 2 con Camara, Caba, Bandura, Camara, avanzano i italiani, passaggio profondo verso Cornaro, anche ristretta l'occasione per il Villarosa, ma è tutto fermo per fuori gioco. Nuovo recupero di Camara, Caba, sì che la mantiene dentro, ancora Caba, non si stanca mai di andare avanti, cerca il cross, respinto anche lungo dalla Gammicchia, il calcio d'angolo per il Villarosa. Battuta dalla bandierina, aspettare questo pallone, quanto il servizio, colpo di testa a liberare, la prende Cosenza abbastanza solo da quelle parti, prova a rimontare Di Blasi, Cosenza perde il possesso, allora Di Blasi, cross un po' strano oltre la porta di stretta. Nicola Fulcasi chiede palla a Castiglione, ignorato, troppo lontano, esterno d'attacco a destra dell'Accademia Trapani. Adesso Nicola Fulcasi lo vede, c'è stata una deviazione dopo il suo lancio. Mardi verso Cabo, il pallone rimbalza verso il terra, battuta, servizio dentro, poi così Rinaldo l'aveva toccata, voleva liberare del tutto, qualche problemino nella corsa, e c'è allora un angolo per il Villarosa. Nuovo Mucchio all'interno dell'area di rigore, ecco il pallone un po' lungo che questo per Di Blasi, gestito da Cosenza, quasi un palleggio. Cosenza, contrasto regolare Di Blasi a prendere l'appoggio per Cignolo, sinistra. Questa è una partita da seguire perché si affrontano due grandissime squadre della prima categoria siciliana. Anolfo ha risposto a Cimino, due bomber a confronto. Con questa situazione qui passa l'Accademia Trapani insieme alla Gemini, ma il Villarosa è in crescita. Di Blasi, verso Cordaro, la gestione in mezzo a due. Cordaro spalla la porta, il tunnel sul Cammareri, se la mette adesso sistemata, cross in mezzo lungo, rischiosissimo, non c'era nessuno
dell'Accademia da quelle parti, lato Villarosa. Un attimo di confusione per l'Accademia Trapani. Nolfo fa quello che vuole. Castiglione. Da Nicola Pescasi che prima si gira, vede un po' la situazione, poi può servire Agnello, alla fine si va da Cosenza. Agnello segue la gestione di Cosenza, area di rigore, Agnello può mettere dentro un palo, forse anche dopo un tocco da parte di Amico. Accademia Trapani vicinissima a riportarsi davanti con Agnello e Cosenza che si sono proposti a sinistra. Camara a terra, c'è l'intervento falloso, calcio di punizione per il Villarosa. La battuta profonda, Cordaro deve indietreggiare, Camareri dietro a mistretta. Nicola Tulcasi, Nolfo, appoggio di prima, Camareri, passaggio per Nolfo, l'anticipo di Camara, pensa lui a fermare l'azione e bomber dell'Accademia Trapani. E alla fine la gestione di Francesco Mistretta, classe 2003, il titolare della porta del team di Amoroso. Fatto anche un po' di staffetta con Rao, il titolare alla fine lo ha fatto lui. Gambicchia per Vito Cosenza, ancora Cosenza largo da Agnello, probabilmente aspetta i movimenti, faccia sinistra, cross dall'altro lato, il tocco al volo di Saul Castiglione in sezione fondo, tentato una sorta di magia. Il giocatore dell'Accademia Trapani non riuscita però. Ci sono un po' di indicazioni da parte di La Mattina ai due interni di centrocampo, Bangura e Camara per il Villarosa. Eccolo qui, La Mattina, Cimino, sombrero ad Agnello. Pallone in mezzo tra Camara e Bangura, Bangura ci pensa lui a servire La Mattina. Lancio lungo con l'anticipo di Minaudo, ritorna dietro, Cava, Cimino, altri palleggi, cerca di farlo passare a terra, tutto regolare. Un tocco falloso da parte dell'Accademia, Bangura, appoggio sbagliato, Camara. Alla fine la cosa migliore è servire dove non c'è alcun avversario, ovvero la zona della porta di Amico. L'avanzata di Di Blasi è probabilmente uscita, sì. Minaudo, Simone Colcasi, passaggio verticale che riesce, Agnello si mette in avanti rispetto alla Mattina, Agnello, cross dentro verso Nolfo, Amico. Villarosa che ha fatto scorrere questo pallone, vede che si stava rendendo assolutamente pericoloso, qui continua, dalla distanza potrebbe anche calciare, invece preferisce andare dalle parti di Cava. Cava, punto un po' Parisi, cerca ancora la negazione in terza d'angolo. È restato a terra il terzino sinistro dell'Accademia Trapani, Parisi. Anche lui ha giocato con il vecchio Borgoccia. Queste buzze! Arrivato quest'anno l'Accademia Trapani dopo l'esperienza in promozione con il San Vitolo Capo. Calcio d'angolo comunque per il Villarosa con
Bangura. C'è un po' di vento da quelle parti. Bangura ha sistemato il pallone. Eccolo qui il pallone di Bangura sul primo tocco di Cammareri. Bangura, nuovo cross, però i giocatori del Villarosa sono tutti sul secondo palo. Caba evita Cosenza, ancora Moricaba, eccolo il suo cross, Agnello respinge, fallo laterale, un po' nella stessa zona da cui è arrivata la battuta del calcio d'angolo precedente. Bangura aspetta il pallone, lo prende di controvalzo. Bangura vuole mettere a terra, Camarà filtrante, il pallone scorre. Anche se era in posizione di fuorigioco il capitano della Villarosa. Nicola Culcasi, altro pallone che si spegne. Ferrara. Cordaro, largo da Lodico. Da destra passa a sinistra e viceversa. Pallone morbido per Mardi. Avanza Mardi, il tocco di Minaudo. Alla fine c'è il cross con rimbalza davanti Cimino. Cava l'appoggio per lui. Ancora Cimino, alto per Cava, sono avanti. Cava il destro, respinto subito da Nicola Culcasi, calcio d'angolo. Recuperare un pallone che c'è a fondo campo. Adesso ci sarà la battuta di Chef Mardi. Mardi, pallone in mezzo di Blasi anticipato con colpo di testa dell'Accademia Trapani. Salva ancora tentativo di cross, Parisi cerca di ottenere l'innovazione e si commette il fallo su Bangura. Punizione Villarosa. Mori Caba. In barriera per Mistretta. L'arbitro Caba in mezzo. Villarosa. C'era stato un colpo di testa a voler mettere fine a quell'azione Leandro Cimino di prima intenzione, l'ha messa dentro a parte di Francesco Mistretta e adesso l'Accademia Trapani non ci starà assolutamente nel voler stare sotto il punteggio. 2-1. Con questo risultato il Villarosa si porterebbe a 3 punti, si passerebbe il turno, salirebbe in promozione assieme all'Accademia Trapani. In questo momento tutte le 3 squadre del triangolare sono a 3 punti.
scammicchia Nicola Kulkasi. Agnello si gira, non trova nessun avversario, allora può andare. Agnello apre tutto a destra, non la prende Castiglione. Centrocampo, l'appoggio a salvare il pallone dal nuovo laterale da parte di Rinaldo. Ancora Mardi. Camara apre da Mori Cava, può andare Cava, la solita passa di destra, viene corsa dagli esterni sia difensivi che offensivi della Villarosa. Mattina Ferrara, il pallone di Toni Lodico, sempre dietro da Ferrara, giro palla la squadra di Mario Polisi. Attualmente il Villarosa è a 4 gol fatti, 4 gol subiti con una differenza reti a 0, mentre l'Accademia Trapani ha la differenza reti a 2, dati 4 gol fatti e 2 subiti oggi. Terza posizione il Gemini, che non spera al triplice fischio quest'esito, con una vittoria da parte della squadra della provincia di Enna. Ancora Ferrara, un po' senza idee in questo minuto di Villarosa. Cordaro fermata senza fallo. Castiglione può lanciare lungo, non può controlla con il petto, la salva contro la Mattina, poi perde l'equilibrio dopo il tocco con l'avversario. La Mattina esce bene l'appoggio di Cordaro, la allunga per Mardini, prima di tutti Minogio. Ormai quasi negli ultimi 10 minuti di questo primo tempo assolutamente ricco di qualità e intensità, con il 2-1 per il Villarosa in rimonta sull'Accademia Trapani, che si era portato in vantaggio con Enolfo. Adesso prova a spingere con Nicola Kulkasi, ma l'altro 5. La Mattina evita il peggio, quella rimonta firmata da Leandro Cimino. Sono 4 gol nelle ultime 2. Il capocannoniere praticamente di questo triangolare playoff promozione per il Villarosa. Anche nel primo tempo contro il Gemini aveva colpito doppio, oggi si è ripetuto. Fuori la rimessa conquistata dalla Villarosa. Camara Di Blasi si ferma davanti ad Agnello, poi la girata di Camara per Cava, la lunga Cosenza per Mistretto. Un po' morta della partita, il Villarosa che vorrà sicuramente spingere più in là. L'Accademia vuole trovare un'opzione per pareggiare, Enolfo esce addirittura ad ogni conquista del pallone da parte di Amico parte l'applauso del comunale. Considerato un vero e proprio fortuna, ma oggi gli avversari hanno tanta motivazione nel vincere, nel triangolare, non solo passare il turno Agnello, anche
Camardi. Ferrara si affida a Rosico. Ancora Ferrara, adesso lo vede Martì. La colpisce di testa assieme a Camarelli, la prende Cordaro. Cordaro se la lunga, evita Camarelli, ancora Cordaro, arriva Minaudo, una sorta di bravona involontaria a metterla fuori. Dietro per Ferrara, lancio profondo, lungo il primo palo, seguito dal movimento di Cimino, soluzione però un po' lunga. Ci sarà un rinvio da parte di Mistretta, corto per Minaudo. Nicola Culcagi deve fare anche i conti con il rimbalzo del pallone a terra. Camarelli prima, Castiglione per Nicola Culcagi verso la corsa di Gammicchia, esce Amico, c'era anche Ferrara in copertura a far stare tranquilla la squadra di Polisi. Ancora Marco Ferrara. Cordaro un po' disturbato dall'intervento di Minaudo. Si è ritrovato l'avversario dietro. Villarosa però ha sempre la rimessa a favore. Mardi, tacco per Cordaro. Cordaro dietro, tocco con l'effetto di Gammicchia, far ripartire l'Accademia Trapani. Cosenza chiede palla a Castiglione largo a destra, invece lui serve Nolfo, alla fine ostacolato da La Mattina che porta palla. Camara, Ferrara nuovamente per Camara, Cava, palleggio, stava andando con il sombrero. La Rosa che conosce questo campo può in un certo senso permettersi di fare certe cose. Camara, Cimino anticipato da Nicola Culcasi, quello che si era girato in un nanosecondo. Camarelli la prende per i suoi Gammicchia, permesso da Martì. Agnello, palla contesa tra le due squadre, si pensa a questa qui. Bangura, evita Agnello, apertura solida a destra da Moricava, anche questa però imprecisa. Rimessa per l'Accademia Trapani, che ha concluso al secondo posto nel girone A, dietro Liccarense. C'è stato un duello per il primo posto quasi fino alla fine della stagione regolare. La Liccarense che ha avuto la meglio e l'accesso diretto in promozione per il prossimo anno. Camareri, lo dico a respingere, c'è ancora una chance in più. Con il calcio d'angolo battuto corto, Camareri un po' sorpreso, pallone basso in mezzo, andrà via La Mattina. Cimino, intanto Cordaro si è ripreso dal bere un po' d'acqua. Il fallo e la munizione per Parisi, il fallo, il primo giallo del match. Se lo prende il terzino dell'Accademia Trapani, Luciano Parisi, classe 2002. Bangura con i compagni,
la mattina verso Ferrara. Segue Lodico in fascia, si va da Camara, Cordaro ad evitare la pressione di Rinaldo, ancora Cordaro, sinistra restituito, il pallone c'è per Mardi dovrebbe rientrare senza emozione dentro per Lodico, piazzato di Lodico, Tarsino che carica la sua gente. Era scontato che non andasse in porta questo pallone, calciato da Lodico, è uscita fuori una traiettoria abbastanza bella. Ah, mi stretta, lo posso trovare pronto. Antonio, stanca e si riposa. Calcio d'angolo dunque per il Villarosa, la battuta di Mardi verso il centro, verso il secondo palo, sopra la testa di tutti i palleggi di Blasi, vicino alla linea del palo laterale. Io dico, controllo un po' dubbio, ma prende Nolfo. Allora Agnello dietro in difesa, a risolvere tutto da parte di Ferrara, di Blasi, apertura, c'è Mardi, la sola posizione regolare, no! Mardi ha calciato sulla traversa, ma era troppo fermo per fuori gioco. Nessuno aveva visto la mano dell'assistente alzata. Si procederà con il calcio di punizione per l'Accademia Trapani. Ultimi due e sarà recupero. Forse 1-2 minuti per questo primo tempo. Ha visto vantaggio momentaneo dell'Accademia con Norfolk, poi la rimonta di Leandro Cimino, pallone di Nicola Culcasi verso Norfolk, l'anticipo di la mattina in fallo laterale. Parisi, la battuta su Agnello, Nicola Culcasi dietro in difesa da Simone Culcasi, lo scambio con Agnello, si torna addirittura dietro da Mistretta fuori la propria area di rigore. Nicola Culcasi si muove il solito Castiglione con l'esterno di destra. La fase offensiva non riceve il pallone, doveva mandarlo verso Cosenza. Cimino riparte il Villarosa, Mardi guarda chi c'è in area, cross dato corto su Mistretta. Calo questo primo tempo, prima fase molto più accesa. E qua Villarosa per 2-1 sull'Accademia Trapani. Gol segnato da Nolfo, è stato riportato dalla doppietta segnata da Cimino. Risultato che così manderebbe il Villarosa in promozione assieme proprio all'Accademia Trapani. Sarebbe il Gemini a disputare il triangolare delle perdenti. Il Gemini spera in un pareggio per salire lui in promozione assieme all'Accademia che lo ha battuto domenica scorsa per 3-0. Il Villarosa invece vuole soltanto il successo questo pomeriggio per centrare la storia assieme ai propri avversari, quelli dell'Accademia Trapani. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo di Villarosa Accademia Trapani, attualmente 2-1.
Gli ultimi due passi, sempre se va bene, 2 posti per 3 squadre per guadagnarsi il campionato di promozione l'anno che verrà, una settimana per finire o faticare ancora. Amici di Sportissili, ciao! Da Salvo Geraci, benvenuti al Roberto Sorrentino Accademia Trapani Gemini e il triangolare playoff promozione di prima categoria siciliana. Agnello, l'alzata con presunto fallo su Zaccone, si va ancora avanti, c'è il destro piazzato, Ilardi respinge, poi Mangiapane a levar via. Alzata per Cosenza, destro al volo, sul fondo. Battuta affidata a Cosenza, anche con una finta cross in mezzo, Messineo a levar via, c'è anche lo guasto, poi il tiro schiacciato, e se di poco ci ha provato Seculini. Parte Mangiapane, ecco la richiesta di Renato Maggio, poi Ader da fuori, alza troppo, il pallone finisce fuori dal campo, un intervento senza toccare le gambe dell'avversario. Altra rimessa, Nicola Culcasi, la lunga contro Ader, giù assieme a Mangiapane, poi c'è il calcio di rigore. Cosenza anche con il palo, 1-0, Accademia Trapani, il gol di Vito Cosenza, il secondo consecutivo e l'Accademia passa. Colpo di testa, convinto a staccare via Petrocella, avanza contro Nicola Culcasi, ancora Petrocella, mette dietro Centinaro, destro sul fondo, la reazione. Occhio a Castiglione, verso l'interno, l'intervento di Reina, il pallone però ce l'ha sempre l'Accademia, messo in mezzo, la girata tentata da Secolini, attenzione a Cosenza, esce sì Ilardi e la blocca in 2 tempi. Sale anche Zaccone a sinistra, pallone ancora di Mattia Lio, calcia da fuori in stretta. Si ricomincia da Vincenzo Reina, lancio lungo in scivolata, l'intervento di Graziano. Ader perde il contrasto, riparte l'Accademia, 3 contro 4 praticamente. Pallone allargato da Saul Castiglione verso il centro, sinistro troppo schiacciato verso il fondo. Cosenza per Secolini, eventualmente c'è Saulo Castiglione che riceve adesso, Castiglione pallone in mezzo con il Secolini che non va con il tapino in porta. Messa guadagnata dall'Accademia Trapani, Messineo levare via basso l'attacco di Secolini, riparte ancora l'Accademia con un altro cross verso Cosenza, colpo di testa Ilardi, in calcio d'angolo, occasionissima per Vito Cosenza. Cammareri segue il movimento corso, ma è ancora Accademia Trapani con Saulo Castiglione, cross in mezzo, Ilardi ad anticipare i propri avversari, c'era Candela lì, poi contrasto, calcio di rigore assegnato dopo all'Accademia Trapani, conquistato da Cosenza. Cosenza, tiro potente, quasi sotto la traversa, a fare 2-0 per l'Accademia Trapani al minuto 74. Ancora Vito Cosenza. Ma Cosenza in mezzo sul secondo palo, colpo di testa, il 3-0 dell'Accademia Trapani con Graziano, aveva chiesto palla, è stato solissimo in area di rigore e va ancora avanti la squadra di Amoroso, 3-0, grandissima festa. L'aggancio di Candela a superare Mangiapane, ancora Candela, c'è lui il pallone, calcia Candela, un po' di deviazione, occhio alla Gemini però che avanza con Corso davanti a Mistretta, la risposta, attenzione a Messina, pallone spazzato via, quasi tutti in campo per aspettare il triplice, il fischio, eccolo qui, l'Accademia Trapani vince, batte il Gemini per 3-0, la doppietta su calcio di rigore di Cosenza. E poi il gol di Graziano. Amici di Sportissili, appassionati di calcio, ben trovati allo stadio Lombardo di Casteltermini, di fronte Gemini e Villarosa, seconda gara del triangolare valido per la promozione
dei playoff promozione del campionato di prima categoria. Il tentativo di uscire, allora Cimino va da solo, lo scambio con Cocimano che funziona, Cimino a tu per tu con Bonomo, Cimino! Vantaggio Villarosa, all'improvviso la prima giocata è quella buona e Cimino mette a segno il gol dell'1-0. Intervento su Corso che mantiene il possesso, Petruzzella prova a passare, Petruzzella ingresso in area, Petruzzella il tiro! Da parte di Kader il salvataggio in calcio d'angolo provvidenziale per la punizione di Hader, il colpo di testa a mettere fuori, poi ancora Petruzzella che ci prova, altro pallone che rimane lì, Amico la tiene, poi la palla toccata per Bangura, poi il tentativo deviato, per poco non diventa buono per Caba, ma è calcio d'angolo per il Villarosa. La battuta, colpo di testa di Messina, poi attenzione al tentativo, al volo! E il gol del 2-0, ancora Cimino, con una battuta imprevedibile che vale lo 0-2 in favore del Villarosa, questa volta è una perla. Intanto c'è la fuga da parte di Lio può andare, Ader accanto a lui, Ader guarda la porta, va al tiro! Ader accorcia le distanze e il Gemini è ancora vivo grazie al suo giocatore di maggiore estro che trova il punto giusto per battere Amico e allora c'è ancora una partita, allora è ancora Ader a battere dalla bandierina. La battuta verso l'area di rigore, colpo di testa! Messina! Il pareggio del Gemini che l'ha ripresa subito nel giro di pochi minuti da 2-0 a 2-2. Proprio Lio mentre corre dall'altra parte Cocimano, il tiro traversa! Poi Cimino in fuorigioco, ma occasione gigante per il Villarosa, per Lodico Di Salvo, il lancio per Cocimano, il tiro di Cocimano e il volo di Bonomo a mettere il pallone in fallo laterale, ancora Cocimano da Ferrara, poi la tiene in campo Lio che evita il numero 4 avversario. La giocata di Lio che sta provando a entrare in partita, evitato anche Lodico, la palla messa in mezzo, non c'è nessuno sul primo palo, ma arriva sul secondo, il tiro e Amico su Corso, Messina fa sponda su Lio prova a scavalcare, a cercare Zeus 3-2, il gol di Zeus in posizione regolare, il Gemini passa in vantaggio ed è pandemonio a Casteltermini per Cimino, il controllo a seguire che manda al Barzaccone, Cimino guarda la porta, pensa al sinistro e la palla alta non di molto sopra la traversa, però è guardato a vista dalla difesa avversaria. Cocimano viene fuori, adesso in area, Cocimano, il dribbling, Cocimano ancora fermato, poi è palla ancora buona, ci sono due giocatori a terra in area, il cross di Capa, colpo di testa a mettere fuori Cimino, la finta, Cimino con la palla dentro, Bonomo ad evitare il gol, poi ancora Lodico, l'ultimo tocco è il suo, e Gemini che quantomeno tiene lontana la minaccia. Bangura interviene, ma è finita la partita, il Gemini batte il Villarosa per 3-2 con una rimonta dallo 0-2 dopo la doppietta di Cimino nel primo tempo.
Inizia il secondo tempo di Villarosa Accademia Trapani. È la terza giornata, l'ultima partita del triangolare playoff promozione di prima categoria siciliana. Il gol di Nolfo per l'Accademia, la rimonta di Cimino per una partita molto intensa, molto piena di qualità, abbastanza contesa dalle due squadre. In questo momento sia Villarosa che Accademia Trapani sono in promozione. Sarebbe il Gemini la squadra a dover fare il triangolare delle perdenti assieme alle altre perdenti dei due accoppiamenti nel girone D ed E e nel girone F e G. Andiamo a fare un recap delle due formazioni. Il Villarosa con la maglia rossa e i pantaloncini neri, che si è presentato in campo con amico in porta. 4-4-2 è stato il modulo della scorsa partita, poi si è passato al 3-4-3, ma occhio a questa azione di Cava subito fermata in fuorigioco, ma c'è un giocatore a terra del Villarosa. Si tratta di Lamattina. In difesa c'è lui assieme a Di Blasi e Ferrara. A centrocampo Lodico, Camara, Bangura e Mardi. In attacco Cimino, Cordaro e Cava. Mentre per quanto riguarda l'Accademia Trapani, intanto si chiede il cambio per Lamattina. Lodico fa il segno alla sua panchina. Accademia Trapani che invece risponde con il 4-4-3 ovviamente, con Mistretta in porta, Camereri, Minaudo, Simone Culcasi e Parisi in difesa. Gammicchia Nicola Culcasi, Agnella a centrocampo, Castiglione, Nolfo e Cosenza in attacco. Esce Lamattina, il primo cambio della partita con l'ingresso di Di Salvo, uno dei grandi assenti dal primo minuto. Lamattina non ce la fa, deve finire questa sua sfida. Adesso entra Di Salvo. Pallone consegnato al Villarosa, che già il primo cambio lo ha esaurito con l'uscita di Lamattina e l'ingresso in campo di Di Salvo. Polisi sembra essere passato a 4 adesso in difesa, con Di Salvo che si va a prendere il centrocampo, l'alzata di Parisi contro l'arrivo di Caba. Eccolo Di Salvo che alza subito per Moricaba, pallone lungo, va fuori. Si ripartirà da Mistretta, eccolo qui il suo passaggio per Minaudo. Camereri a trovare l'alzata da parte di Castiglione, che si fa male dopo il contrasto assieme al proprio avversario. Sarà calcio di punizione per l'Accademia Trapani, con Saul Castiglione che ha avuto la peggio. Si ritorna a giocare con Parisi per Agnello, ferma tutto, lo dico, l'anticipo voluto dallo stesso Agnello. Di Salvo porta palla, guarda anche un po' la porta, poi si affida a Caba, cross di Caba sul secondo palo, la prende Mistretta, pallone troppo al portiere, è indirizzato verso Cordaro che era più defilato alla destra del portiere dell'Accademia Trapani, che adesso gestisce e affida il possesso a Minaudo. Passaggio impreciso, un
regalo gratuito alla panchina del Villarosa. Cambio nell'Accademia Trapani, entra Basciano al posto di Castiglione che non ce la fa. Dentro dunque Ivo Basciano, che ha trovato poco spazio in rosa. Adesso un'opportunità abbastanza importante per il classe 88, uno dei elementi di esperienza per l'Accademia Trapani che qui rischia, con Simone Culcasi. Anche lui ha giocato Basciano nel Fulgatore in promozione, diversa esperienza anche tra prima e seconda categoria con Cinque Torri Trapani e il Valderice con il salto proprio in prima categoria nel 2017. Il tocco di Agnello, fallo su di lui, fischiato dall'arbitro. Il fair play di Bangura e calcio di punizione battuto per l'Accademia Trapani. Nicola Culcasi per Vito Cosenza, gioca un po' con la suola, Cimino lo aspetta, ancora Nicola Culcasi a smistare totalmente dall'altro lato. Il pallone però è di molto fuori. Ferrara, Di Salvo porta avanti il pallone di Blasi, gli scambi tra Cimino e Bangura. Cimino la lascia scorrere per Lodico, fermato da Agnello. La rimessa per Di Salvo addosso a Camarà, è un appoggio per Nicola Culcasi, Nolfo ad anticipare Di Blasi, riparte il Villarosa, non è contento anche Cosenza. Lodico in profondità davanti Mistretta, stava andando Cordaro a calciare davanti la porta dell'Accademia Trapani. Mistretta che ha fatto un grande intervento sul destro, piazzato alla distanza di Lodico, un po' arrivata all'improvviso, però il portiere dell'Accademia è riuscito a mettersi in evidenza nonostante la copertura di avversari e compagni all'interno dell'area di rigore, copertura visiva ovviamente. Camarà, Di Blasi per Di Salvo, chiede palla Lodico, ma si gioca a sinistra con Cabà. Di Salvo si inserisce ancora, Mori Cabà la lascia a Di Salvo, attaccato da dietro da Basciano, recupera senza fallo, servizi dietro Cammareri verso Nicola Culcasi, il pallone rimbalza davanti a lui e si ritorna da Marco Ferrara. Il tocco di Cimino, particolare per Cordaro, ha un po' di difficoltà a girarsi. Cimino allarga tutto da K, pallone in mezzo, calciato alto alla fine, buttata al vento questa occasione per il Villarosa. Era abbastanza libero Mori Caba, l'ha piazzata male però. Soliti problemi con palloni sgonfi. Adesso arriva quello giusto a Francesco Mistretta. Rilancio lungo, Agnello, il controllo sulla cerchia del centrocampo. Adesso Nolfo a girare dalle parti di Cammareri, viene incontro Basciano, apertura per Cimino che è lì. Nicola Culcasi però tocca dietro all'intervento della sua difesa, riparte il Villarosa ufficialmente, avanza Cordaro, passaggio dentro, Bangura voleva il tacco di ritorno, poi l'intervento di Minaudo
l'Accademia non perfetta qui in fase di impostazione. Di Salvo chiude le gambe, contrasto con Lodico, c'è il fischio dell'arbitro con la punizione. Intanto provocato un po' Agnello per il pallone ricevuto in faccia prima della consegna. Si va con il calcio di punizione con il destro Cosenza, smista adesso in mezzo tra Camareri e Caba, che la prende, ferma tutto Basciano, l'arrivo di Bangura, Mistretta, Simone Colcasi per Parisi, ammonito nel primo tempo, è stata l'unica ammonizione data dall'arbitro. Agnello la fa uscire. Rimessa laterale, chiede scusa, lo dico. Camareri, Nicola Culcasi, l'appoggio per Agnello, lo scambio tra i due. Nicola Culcasi la fa viaggiare, il tocco da parte di Ferrara, poi la presa di Amico. Cimino a dare una mano anche in difesa. Ricordiamo che al momento la situazione è questa, con l'Accademia Trapani primo in questa classifica grazie alla differenza reti di 2 gol. Poi Villarosa secondo a 0, il Gemini a -2. Capa mette dentro secondo palo, Bangura a un passo dal colpo di testa. Villarosa vicinissimo al 3-1 con Bangura, si era fatto trovare solo sul secondo palo, ha fatto tutto giusto ma il colpo di testa non è arrivato. Minaudo, lancio verso l'interno del campo, spalla alla porta, Nolfo a trovare una maglia rossa. Nolfo da Ivo Basciano, lancio lungo verso Camareri, lungo anche per poterlo gestire questo pallone per il capitano dell'Accademia Trapani. Togliendo la chance di Bangura, secondo tempo che è iniziato sulla falsa riga della seconda parte del primo. Attenzione però all'attacco di Nolfo e la presa di Amico. Di Salvo per Ferrara, di nuovo da Andrea Di Salvo, Di Blasi, giocatore che ha giocato anche in Serie D. Cosenza qui vola con la schiena di Cimino, finisce giù il giocatore dell'Accademia Trapani, si è proposto tanto ma non ha avuto quei colpi che invece a Trapani contro il Gemini è riuscito ad avere. Gli ha segnato una doppietta, la prima
del suo campionato, è diventato il secondo miglior marcatore dell'Accademia Trapani, alle spalle soltanto di Nolfo, che oggi è salito a 17. Si rialza Vito Cosenza, c'è tanto caldo, tanto sole, sono pronti 2 cambi per l'Accademia Trapani. Vediamo un po' chi andrà ad uscire. Si cerca il lato più corto per l'uscita. Cosenza, proprio lui a lasciare il campo. Fuori anche Agnello. È entrato Nieto. Al posto di Vito Cosenza. Nuove soluzioni offensive per la squadra di Amoroso. Ma il Villarosa ci prova. La gestione di Gammicchia, l'apertura di Nicola Culcasi. Nolfo contro 2 avversari. Nicola Culcasi la gestisce lui, non può andare avanti, c'è il passaggio tra le linee. Sta arrivando Nieto dalla fascia sinistra verso l'interno del campo. Camara si gira tutto da Lodico, si è fatto un po' di metri, alla fine inutili. Cambio anche per il Villarosa. Fase abbastanza spezzettata. Esce Cimino. Al suo posto Cocimano. Tanti applausi per Leandro Cimino con i suoi 2 gol di oggi, è salito a 22 in stagione. Sono 4 quelli segnati in questo triangolare playoff promozione, dopo i 2 segnati anche al Gemini, sempre nel corso del primo tempo. Quei 2 gol lì poi sono stati rimontati, invece questi qui di oggi hanno permesso al Villarosa di rimontare l'Accademia Trapani, che si era passata in vantaggio grazie alla rete di Federico Nolfo. Colpo di testa di Parisi per Nicola Culcasi, serie di palleggi contro l'arrivo di Vangurà. C'è anche l'attacco di Caba, poi fallo di Vangurà. Simone Culcasi per Gammicchia, per vie centrali Basciano, anche lui a subire il fallo più duro decisamente rispetto a quello di prima subito da Nicola Culcasi. Alla fine nulla di grave per Basciano. Allora, punizione interessante per l'Accademia Trapani. L'amico sta sistemando una barriera abbastanza piena con 4 giocatori. C'è Nicola Culcasi alla battuta. Va Nicola Culcasi, tenta giro sul fondo.
non ha girato tantissimo, però l'intenzione era quella. Poteva fare comunque male verso la porta di Amico. Sotto la traversa non è stato così. Ancora Nicola Colcasi. Gammicchia ad allargare sulla fascia di destra. Nicola Colcasi in avanti, stava arrivando il tocco, la sponda di Nolfo. Nuovo pallone che è arrivato da Amico. Caba a resistere contro Nicola Colcasi, si fa dietro da Lodico. Ferrara di salvo, finta di movimento e si va con Camara. Ancora Camara. C'è da quelle parti anche l'attacco di La Francesca, entrato qualche minuto fa in casa Accademia Trapani. Avanti va Lodico, sterza su sinistra, ancora Lodico, c'è possibilità imbucata, stava diventando invitante per Cordaro che era nel cuore dell'area di rigore. Lo spunto, l'illuminazione per Tony Lodico. Cammareri con La Francesca scambia, poi non si intende più l'Accademia Trapani. Ritmi sostenuti, quando c'è da spingere le due squadre spingono. Tanto Bangura si prende qualche brivido, regala alla fine il pallone a Simone Colcasi. Minaudo, ricordiamo che con questo risultato passano sia Accademia Trapani che Villarosa, con il Gemini costretto a fare il triangolare delle perdenti, in cui soltanto il primo posto varrà l'accesso al prossimo campionato di promozione siciliana. Di salvo, il pallone allargato da Cocimano. Mardi la lascia lì, adesso Nolfo sempre spalla alla porta nel duello con Di Blasi. Nolfo si gira, se la allunga morbida. La Francesca non viene mantenuto in campo però. Cambio per l'Accademia. C'è l'ingresso in campo di Riggio al posto di Nolfo. Gli applausi per Federico Nolfo da parte dei tifosi dell'Accademia Trapani, che sono arrivati in pullman, un pullman organizzato anche con l'aiuto della stessa società bianco-blu. Attenzione al passaggio di Salvo a non trovare nessuno tra Cordaro e Caba. Si cerca qualche lampo per ritrovare quel match abbastanza spettacolare che ha caratterizzato la prima metà del primo tempo. È stata addirittura una soluzione meno offensiva quella di togliere Nolfo per Riggio, lui che è un centrocampista. Cammareri, lancio profondo verso Basciano, che ha preso pochissimi palloni, vorrebbe tanto gestirne uno, che è posizionato al centro dell'attacco. In questo momento lato Accademia Trapani, cambiato radicalmente rispetto ai titolari, con Nieto
alla sinistra, Vasciano al centro, la Francesca sulla destra, Caba scatta ancora, Moricaba se l'allunga troppo, eventualmente Riggio era pronto, ma ha capito l'intenzione dell'avversario, il centrocampista dell'Accademia. Nicola Culcasi, chiede palla Nieto, largo a sinistra, la riceve, la gestione un po' anche con la spalla, sul tocco in palla laterale. Parisi cerca qualcuno, riesce a scambiare con Riggio, pallone arriva dalle parti di Riggio che mette in mezzo, pallone attraversa tutta l'area di rigore. Nuovo cambio sempre per la squadra di Amoroso, dentro Samannà, classe 2005, fa parte dell'Under 17, chance di giocare anche per lui, esce Gamnicchia, dentro dunque Francesco Samannà, che già ha debuttato con la prima squadra lungo il corso di questa stagione. Adesso l'opportunità di giocare questi 20 minuti abbondanti fino alla fine di questa partita. Bangura, impreciso il servizio per Cocimano. La gestione, la caduta di Cordaro, punizione per il Villarosa. Già battuta con il pallone aperto verso la fascia di destra, Caba sbaglia l'appoggio, c'è Parisi, Caba messo quasi fuori gioco, adesso del tutto con una rimessa dal fondo che verrà effettuata da Mistretta. Non sembrano alzarsi i ritmi di questa partita. Attualmente Accademia Trapani al primo posto di questo triangolare assieme a Villarosa e Gemini, tutte e tre a 3 punti, ma si conta per prima cosa la differenza reti con l'Accademia a +2, il Villarosa a 0 e il Gemini a -2, quindi sempre al momento Accademia e Villarosa sono su in promozione per l'anno prossimo. Gemini che a questo punto con molta probabilità si dovrà accontentare del triangolare dedicato alle perdenti che inizierà la prossima domenica. Il calendario verrà stabilito tramite sorteggio. Ciò che è sicuro è la data del 29 maggio, ovvero domenica prossima, per la prima partita da giocare. Poi si andrà avanti l'1 giugno, quindi mercoledì della settimana successiva, per finire la domenica seguente, ovvero quella del 5, con il calcio d'inizio sempre alle 16:30. Lo era anche quello di questa partita, poi anticipata di mezz'ora dopo l'accordo stabilito tra le due società. L'apertura, il pallone profondo di Camara, insegue Cordaro in mezzo a 2 avversari, non c'è nulla secondo l'arbitro, che dice a Cordaro: rialzati.
Nuovo pallone per il Villarosa, Bangura, Cotimano vince il duello con Simone Culcasi, pallone in mezzo raccolto in due tempi da Mistretta. Dopo minuti senza nulla, 2 mini spunti per il Villarosa. C'è anche da considerare che l'Accademia, riuscendo a pareggiare questo pomeriggio, manderebbe il Villarosa al triangolare delle perdenti, avrebbe la meglio il Gemini. Però tutto sommato non sembra esserci questa voglia. Cambio per il Villarosa, il terzo sfruttato da Folisi. Per l'uscita dal campo di Cordaro, il capitano che affida la fascia a Ferrara. Si riprende con questa punizione battuta dall'Accademia Trapani. Dopo l'ingresso in campo da parte di Greco, che appunto ha preso il posto su tutti i fronti, rischiando praticamente poco. Tanto va Cava con il tocco fuori di Simone Culcasi. Si andrà con la battuta del calcio d'angolo, ma prima c'è un cambio per il Villarosa. Esce Mardi, meno in evidenza nel secondo tempo, il suo lo ha fatto comunque. Al suo posto Rapé. Un altro giovanissimo a giocare. Cava, cross in mezzo, è semistretta, abbastanza pericoloso questo pallone. Lui è andato a prendere proprio Rapé, ma è tutto fermo. Classe anche lui 2005, Paolo Rapé, trequartista, cresciuto nel settore giovanile del Villarosa. In queste categorie c'è tanto spazio per i giovani. Colpo di testa di Riggio, pallone preso da Lodico. Il tocco di Parisi, poi l'apertura di Nieto, il tocco fuori invece di Ferrara. Ultimi 10 minuti da giocare, con la rimessa laterale per l'Accademia Trapani. Battuta adesso Parisi dietro per Riggio, cross in area, la gestione di Basciano. Adesso Camara a lanciare in mezzo al campo, il tocco di Nicola Culcasi, dietro Simone Culcasi per Mistretta.
Di Blasi in fallo laterale. Spallata di Basciano, ma per Bangura. La gestione della Villarosa, Bangura, giocata. Lo dico, va a rincorrere il pallone contro Nieto. Lo dico, lo mantiene, sì. Bangura. Di Salvo. Prova ad alzare un minimo i ritmi il Villarosa. Camara prova a fermarlo. La Francesca si ritorna dietro. Da Greco. Non fa scorrere questo pallone. Arriva a Di Salvo. Apertura per Moricaba. Grande aggancio. Bangura si deve girare. Bangura vuole l'1-2. C'è il passaggio dietro però di Cocimano. Voleva tutt'altro. Abdu Bangura farà 21 anni giovedì prossimo. Il guineano. Un cammino abbastanza solido da parte delle due squadre nella stagione regolare che sta avendo un fine, quello del salto di categoria. Sia Accademia che Villarosa non hanno mai giocato nella storia in promozione. Accademia che al suo primo anno sta per raggiungere l'obiettivo con tanti giovani dopo aver rilevato il titolo del Borgoccia di Erice. Villarosa che invece ha giocato la sua quarta stagione di fila in prima categoria, una storia tutta in salita, la rifondazione del 2013, dalla terza la promozione immediata con la finale playoff vinta contro i Mosaici, 3 campionati in seconda, la retrocessione nell'ultimo di questi 3, ma il ripescaggio che ha salvato tutto, poi la finale playoff persa contro la Master Pro, ma con un secondo ripescaggio ottiene la prima categoria per la prima volta nel 2018. Per quanto riguarda l'ultima rifondazione, SK, un altro dei protagonisti. C'è l'ultimo cambio di Folisi con l'ingresso di Sollima. Ennesimo giovane buttato nella mischia alla destra, classe 2003, Alessandro Sollima. A questo punto entrambi gli allenatori hanno sfruttato i propri 5 cambi. Saranno anche meno di 5 i minuti che mancano al 90esimo, con la promozione sempre più vicina sia per Villarosa che per l'Accademia Trapani. Ovviamente con certezza si sapranno ai stati inoltrata le squadre che faranno parte della prossima stagione sportiva, da considerare anche il capitolo ripescaggi. Per esempio il Calcarelli ha presentato la domanda in seguito proprio alla finale playoff di girone persa qui a Villarosa dopo i tempi supplementari, dopo averci creduto anche con i propri avversari in 10 uomini. Poi
Calcarelli, anche lui ha ricevuto l'espulsione. C'è stato un riequilibrio nella situazione. Vedremo un po'. Intanto l'anticipo di Basciano. Passaggio dietro per Nieto. Il giro palla dell'Accademia centrocampo. Rimpallo vincente per Simone Cuccasi, che guarda suo fratello Nicola aprire a destra con tanta imprecisione per Francesco Samanà. Tanti gol con la formazione allievi dell'Accademia Trapani. Giustamente ha giocato più in quel gruppo che con la prima squadra. Tanta opportunità di crescita per uno dei talenti di questa Academy del trapanese, che ha in rosa tanti ex Trapani cresciuti nel settore giovanile. Granata, Basciano da fuori! Il gol dell'Accademia Trapani, c'è il gol del 2-2 incredibile, si è ribaltato tutto, l'Accademia Trapani ha pareggiato con Ivo Basciano quasi casualmente. Occhio a ciò che potrebbe succedere. C'è la panchina dell'Accademia Trapani con le mani sulla testa, perché indirettamente a mettersi d'accordo con il Villarosa voleva lasciare tutto per com'era. In realtà Basciano ha segnato 2-2. Attenzione, perché con questo risultato passerebbe sia l'Accademia ma soprattutto il Gemini al posto del Villarosa. Adesso guardate come in un attimo i ritmi si alzano come nel primo tempo. Bangura, eccoci qui, Bangura avanza sulla fascia contro Simone Cuccasi, si inserisce Bangura! L'abbiamo detto, Bangura riporta avanti il Villarosa con Bangura 3-2. Assurdo al comunale di Villarosa con la squadra di Polisi che può riportarsi in vantaggio. L'inserimento di Bangura dopo aver preso un gol casuale da Basciano. Ci saranno 2 minuti di recupero per questa fine del match. Nicola Cuccasi a spazzare fuori. Sicuramente qualcuno a San Giovanni Gemini ci aveva sperato. Per quel minuto poi la rete di Bangura, in quell'istante è cambiato tutto. Il pallone è spazzato fuori da Parisi. Gli applausi da parte sia dei tifosi dell'Accademia ma anche quelli del Villarosa. Si aspetta da un po' il triplice fischio. Infatti tutta la panchina dell'Accademia Trapani è in piedi, tutte e due le squadre a briciole dalla conquista storica della promozione.
Infatti in mezzo al campo non si gioca più a calcio. Eccolo qui! Il triplice fischio dell'arbitro. Villarosa e Accademia Trapani salgono su in promozione. Che festa! Per tutte e due le squadre si festeggia, prima volta in promozione per Accademia Trapani e Villarosa. Tutto l'entusiasmo del caso, Accademia Trapani come a casa propria, con il sostegno dei propri tifosi, boccioni d'acqua, bottigliette, borracce per tutti, dall'alto verso il basso, anche qualche doccia, soprattutto l'Accademia Trapani che festeggia in mezzo al campo, tutti a prendersi gli applausi. Rossi e blu, la più grande rivalità di sempre. L'entusiasmo del Villarosa, adesso è il turno dell'Accademia che esulta anche con la bandiera della società. Fanno un po' l'uno, sentiamo un po'. I cori dell'Accademia Trapani, i festeggiamenti del Villarosa che dopo questi playoff si prende la promozione. Stesso esito per l'Accademia Trapani che dopo un solo anno ad avere questo nome può festeggiare dopo aver perso il primo posto nel duello contro l'Iccarense, ma con i playoff vinti si assicura il salto di categoria. Stessa cosa per il Villarosa che è partito male in questo triangolare con la sconfitta contro il Gemini di mercoledì. Si è ritrovato a dover vincere per forza, ce l'ha fatta 3-2 contro questa Accademia Trapani che si prende lo stesso questa promozione. Non finirà più l'entusiasmo delle due squadre, quasi quasi l'Accademia si trasferisce qui. Vi facciamo sentire ancora un po' dell'entusiasmo che si respira qui al comunale di Villarosa. La solita rabbia con sorriso di Tony Lodico. C'è anche qualcuno che dice forza Gemini, che giocherà il triangolare delle perdenti. Gemini che ha avuto la peggio, soprattutto nella sconfitta della prima partita contro l'Accademia Trapani. Noi è meglio se ci salutiamo perché se no non arriviamo a capire più niente. Grazie dell'attenzione. Accademia Trapani e Villarosa salgono ufficialmente in promozione. Gemini al triangolare delle perdenti. Grazie dell'attenzione e un saluto da Salvo Gerazzi.